Leandro Maggi, Rovigo in diretta, sono Piazza Donada, frazione di Portoviro, con il sindaco Mauro Veronese. Località di Portoviro. Località di Portoviro. Ieri sera c'è stato un dibattito per quanto riguarda la piscina, una delle spine al fianco di tante amministrazioni, non solo della sua. L'hanno citata più volte. Lei in un post su Facebook ha detto io ero disposta a un contraddittorio organizzato dal CNA e quant'altro, e quindi adesso ne vogliamo sapere di più. Come va, sindaco, con questo annoso e grosso problema della piscina che sta creando disagio non solo a Portoviro ma anche agli utenti di tutto il Delta? Beh, allora, sicuramente l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, l'ho ricordato in più occasioni, con la piscina è stato avviato un procedimento, proprio un negoziato con la proprietà per arrivare a una riforma del PEF, che potrà essere, e lo ricordo, lo ribadisco, effettuata, realizzata, messa andare a regime solo quando ci sarà un consiglio comunale pronto ad esprimersi, quindi dopo il 12 giugno. Detto questo, io ieri sera ho sentito, no, ieri sera chiaramente non ho partecipato perché mi hanno insegnato, è assolutamente nel mio stile, di rispettare gli appuntamenti altrui. Quello di ieri sera era un appuntamento giustamente organizzato dalla lista civica Portoviro Riparte, fa riflettere che ci fosse la proprietà, l'ente gestore a partecipare, perché insomma questo ovviamente lascio lascio ai cittadini il fatto di riflettere sul fatto che a parlare di soluzioni sia il gestore, perché ovviamente il gestore è un imprenditore e correttamente fa quello che è, lavora per sé, ok? Lavora per casa sua. Detto questo, io l'ho detto in più occasioni, io sono pronta a confrontarmi e sono pronta a confrontarmi con un dibattito pubblico che è stato promosso e richiesto da CNA circa 10 giorni fa, accettato dalla sottoscritta, evidentemente non accettato dalla controparte che sostiene di avere di meglio e altro da fare. Io credo che la priorità siano sempre i cittadini. La campagna elettorale è sempre molto lunga e molto difficile ed è anche molto pesante a volte, però insomma avviene ogni 5 anni e credo che sia doveroso per chi si misura e porta la propria, vuole appunto essere anche votato e vuole essere valutato dai cittadini, quello di fare qualche sacrificio e sottoporsi anche al confronto. Quindi ero disponibile, sono disponibile e poi per tutto il resto insomma. Ecco, lei era molto critica sul suo post su Facebook della presenza appunto in questo dibattito della proprietà, o anzi del gestore, perché diceva avevamo quasi raggiunto un compromesso, perlomeno una linea di intenti per risolvere il problema, e questo riblocca tutto. No, allora non riblocca, nel senso che comunque allora, il gestore è un gestore che ha dei contenziosi aperti con alcune parti personalmente e con la sottoscritta anche e con il comune, quindi la piscina ha fatto tante cause al comune, ne ha fatte 4, ne ha fatte 3 più una causa personale agli amministratori. Quindi io credo che quando un imprenditore ha un contenzioso aperto con un ente ed è in fase di rielaborazione di un piano economico finanziario non debba partecipare a confronti politici, non si debba neppure entrare in ambiti che inevitabilmente creano praticamente sicuramente anche perdonatemi, forse insomma, è approfittare di un tema che riguarda chi vuol fare attività fisica, riguarda dei lavoratori, insomma francamente non lo trovo neanche tanto di buon gusto.